Buongiorno a tutti quanti. Penso che se riesco questa sarà l'ultima trasmissione che faccio, perché insomma adesso veramente voglio che la gente si liberi e vada fuori, perché insomma siamo stanchi di stare a casa, di continuare a sentire le ordinanze, mascherine, questo posso andare, da quando ti mando il drone. Cioè, secondo me sta cosa sta prendendo veramente un aspetto kafkiano e ridicolo, lo dico veramente fuori dai denti. Cioè, io ho cercato tutti i modi di resistere, però comincio veramente a essere stanco di questa roba qua. Adesso è arrivata un'altra ordinanza, continuiamo, adesso spiegherò anche questa ordinanza, però insomma ieri abbiamo sbloccato i barchini, cominciamo a aprire le attività, aprite tutto, scuole, asili, fate con tutte quante la prudenza del caso, si fa a turno, si tolgono i picchi, si fanno tutte le attività più regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone, fate aprire il bar che magari dia un caffettino col bicchierino a uno che viene dentro uno per volta, come si entra uno per volta in macelleria, si entrerà uno per volta al bar. Però insomma, se uno vuole aprire, fategli aprire queste attività. Sta là a centellinare, oggi sì, domani vedremo, e uno è là che prega se può aprire l'attività, tanto il muore di fame. Cioè cose che incredibili, insomma, adesso si è capito che siamo una curva discendente, bene, non c'è da fare trionfalismo, no, faremo anche questo numero di morti però, conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno, faremo questi numeri, perché speriamo che non sia tutto un bluff sta roba qua, ho capito ma sono stanco, i sindaci, tutti i sindaci, abbiamo scritto i documenti precisi al governo per le normative economiche, valgono, l'abbiamo fatto con i sindaci della città metropolitana, tutti 44, abbiamo fatto un documento preciso con tutti i 7 sindaci delle città del Veneto, capoluogo del Veneto, tutti anche politicamente trasversali tra l'altro. L'abbiamo fatto anche ieri con i sindaci metropolitani, tutte le città metropolitane d'Italia. I sindaci devono tornare a essere centrali perché hanno scaricato su di noi tutto, questi fanno ordinanze e scrivono nelle ordinanze che non è a costo dell'amministrazione, no, per forza, se è a costo nostro, grazie, non costa l'amministrazione. Apriamo, chiudiamo, adesso sì, dopo no, 2 giorni, 1 giorno, come fa la gente a capire qualcosa? Ci sono i bambini che non ce la fanno più a casa, bisogna aprire gli asili, no, forse vedremo, stiamo pensando di, e mica vado a sognarsi, vado a essere libero, no. Ma qual è il voto in Parlamento che è stata fatta sta roba qua? Qua c'è la Costituzione. No, adesso basta questa storia, vogliamo precise telefonate da parte del governo e della regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima, no alle 3 verso i cimiteri. E cosa vado? Mi verso quei ciave? C'è già la gente davanti. È possibile una roba del genere? Vogliamo essere informati prima, no ai comunicati stampa. So qua che me leso le ordinanze, come che, cioè, è pronti era da ieri, ma non ho capito. C'è gente, il settore del vivaismo è stato distrutto. Adesso le fiorerie possono aprire tutti i giorni. Grazie molte. Bene, grazie. Abbiamo controllato le persone, qui i droni, qui gli elicotteri. È passata. Faremo tempo a capire cosa è successo. Perché non torna? C'è qualcosa che non torna. Il numero dei morti tra l'anno scorso e quest'anno, il perché non torna. Non torna come è stato, come si è curata questa malattia. Non torna, non si è ancora capito bene, non torna. Allora intanto adesso vediamo di non costruire ancora danni. Adesso, detto che archiviamo un attimo un momento, non credo ci siano degli eroi. Sono convinto che non ci sono degli eroi, se non quelli che sono stati sul pezzo dalla mattina alla sera a lavorare, in tutti questi giorni 16 ore al giorno. Chi ha pulito per terra, chi ha portato la gente sugli autobus, chi ha fatto le flebo agli anziani negli ospedali, chi ha continuato l'assistenza sociale nelle case, a chi ha portato da mangiare, a chi ha portato i pacchi buoni, a chi è stato in prima linea, tutte le forze dell'ordine. Noi dobbiamo veramente, io non lo so, adesso basta, fateci un piano. Non possiamo continuare a rate, a sentire adesso sì, adesso no, aspetto di sentire, ma dici che posso andare oltre i 200 metri, o se 250, no, in prossimità, ma cioè, dopodiché uno preferisce stare a casa, più riparato, perché è più anziano, benissimo, giusto. Le aziende si sono preparate, hanno sanificato, hanno speso un sacco di soldi, abbiamo speso un sacco di soldi, non è arrivato niente, ai comuni non è arrivato niente, è tutto sulle nostre spalle, niente. Neanche una mascherina, un disinfettante, non c'è, arrivato niente. Non abbiamo paura di niente, nulla abbiamo avuto e forse nulla avremo.
Abbiamo chiesto al governo adesso, al limite, facci fare un mutuo, un debito, ce lo facciamo noi il debito, lo pagheremo in 30 anni. L'importante è che siccome la Costituzione vieta di utilizzare il mutuo per la spesa corrente, almeno ce lo fai fare e ti dici in via del tutto eccezionale ci vuole un voto del Parlamento trasversale, invece che andare a mendicare soldi in Europa che non ti danno, che non sembra... Cioè portiamo a casa, facciamo arrivare le risorse, meno dichiarazioni. Io sono 6 mesi che non dichiaro niente, zitto, non ho fatto un'ordinanza che sia una. Oh, scusami sto sfogo. Proprio, ma ce l'avevo qua, ce l'ho qua, quando mi do qua, prima o dopo viene fuori, non ne avanto più, non ce la posso più fare così, ci vuole, questo non vale solo per me, vale per tutti i sindaci d'Italia, perché poi alla fine i cittadini ci chiedono conto a noi, i battelli, il droplet, dove mi metto, più avanti, più indietro, 1 metro e 10, i punti, sui battelli siamo rovinati praticamente, non ci finanziano niente. Adesso bontà a loro, siamo riusciti, li ho convinti che bisogna sbloccare i barchini in laguna. I sindaci dovrebbero essere messi veramente, cioè guarda, io non so, ci sono dei miei colleghi che sono più bravi di me per fortuna, sono anche più sorridenti, io ogni tanto perdo la pazienza. Vabbè, insomma, comunque anche ieri abbiamo fatto un sacco di controlli con la polizia, abbiamo sanzionato 11 persone, io mi vergogno anche. Cosa sanziono? Cosa sanziono? Cioè, abbiamo applicato la legge e continueremo ad applicarla, però siamo in libertà e io ho il diritto e anche il dovere di dire che devono smettere con questa roba qua. Gli asili nido, bisogna farli questi provvedimenti. Noi siamo pronti. Adesso no, oggi per domani. No, oggi per domani. Vogliamo sapere, da adesso, da domani ci dite se la settimana prossima avete pensato di aprire. Non potete fare così. In televisione, Zeverto, la signora anziana prende e va al cimitero. Ma come Zeverto? Pronti Zeverto? Ma c'è il cimitero con me? Se non te mi dici niente, come fa a sapere del cimitero? I cimiteri sono aperti. Buona notizia, siamo d'accordo. Sono aperti i cimiteri. Non sono aperti, è aperta, ha fatto l'ordinanza, Da oggi si possono aprire. Noi apriremo i cimiteri il 27 aprile, lunedì, perché non ce la facciamo a farlo prima, cioè non riusciamo, a gente a casa, in cassa integrazione. Apriamo lunedì, dalle 10 alle 18, tutti quanti i cimiteri, e apriamo San Michele mercoledì, il 29, dalle 10 alle 15. Cioè il futuro sarà che c'è colpa del sindaco. Se non c'è l'autobus, se non c'è... Avevo scritto, ma non costa niente all'amministrazione? Cioè, certo, non costa niente, no, voi altri. Costano gli altri, certo. Tutto sui sindaci, sulle spalle dei sindaci. Complimenti, eroi. Siamo tutti eroi qua in Italia. A fare dichiarazioni, a chiacchiere, qua il governo non lo batte nessuno. Il Parlamento penso che abbia fatto un voto in 2 mesi. Su quante ordinanze nazionali? 2 voti su 50 ordinanze che hanno rovinato la vita, cioè distrutto tutto per certi versi. Non so come faremo e non ci è arrivato nulla. Guardate, chiedete. Allora, possiamo ottenere quella leale collaborazione che è precisata nella Costituzione? Si chiama leale collaborazione. Vabbè, stamattina noi continuiamo a fare il nostro mestiere, continuiamo a fare il nostro lavoro con una difficoltà incredibile perché poi la gente è spaventata, continua a essere smarrita, non sa cosa veramente deve fare, non si riesce a sentire una voce unica, tutti dicono che hanno ragione, tutti parlano, tutti scienziati, non ne hanno beccata una secondo me, ecco, forse adesso un po' di umiltà, si abbassano i toni e si comincia a parlare con una voce unica e magari si fa un po' di programmazione, si dicono alle persone, alle famiglie quando potranno uscire di casa, presto, si danno indicazioni sanitarie univoche. Noi adesso lunedì diremo che abbiamo comprato le mascherine dalla Cina con i soldi nostri, del comune, e le distribuiamo casa per casa in maniera tale che tutti possano avere le protezioni individuali. Cioè, non mi sembra difficile da spiegare una cosa del genere. Si mettano d'accordo, si fanno le riunioni di notte e poi, siccome hanno la fretta di chi dichiara prima, fanno le conferenze stampa e dichiarano. Però così sbilanci tutti, si fa fatica poi in questo modo. Si poi fa la dichiarazione, bene, fra 3 giorni, fra una settimana succede questo, cioè, apri il ristorante col takeaway, benissimo, lo diciamo da sempre, questo va fatto, bisogna piano piano sbloccare, diamo norme severe, anche rigide, per poter gestire con la salute dei dipendenti, delle persone, ci mancherebbe altro. Certo, ma che senso ha, che differenza c'è tra andare a prendere un pasto già preparato, confezionato, entrare col numeretto e andare a prendere un chilo di carne? Qual è la differenza?
La carne sì e il pranzo pronto no. Cioè, adesso va bene, lasciando stare tutto, possiamo aprire. Apriamo nei modi che le autorità sanitarie vorranno, ma sulle spiagge noi abbiamo preparato una serie di progetti, di situazioni, eccetera, però dobbiamo sapere quando liberano le persone, questo è un compito del governo. Questo è un compito specialmente del governo. Deve fare non allusioni, non forse, sentiremo in cabine di regia, non si sa quante sono. Quante sono le cabine di regia? 17 cabine di regia, ogni ministero si è fatto la cabina di regia, tutti hanno fatto la sua cabina di regia. Ce n'è una addirittura che non so se ha più di 50, 60 persone. Una folla. Ecco, io mi tolgo. Io oggi finisco di fare questa trasmissione, mi tolgo di essere anch'io, io ho cercato di utilizzare questa perché la gente non poteva uscire, io vado in fiducia e spero che già da lunedì si cominci a uscire, piano piano si cominci a uscire, si cominci a vivere con rispetto, con prudenza, dico a tutti con grande pazienza perché ci sarà sempre quello che vuole fare il furbo, abbiamo problemi anche sui vaporetti, abbiamo problemi sulle fermate, abbiamo paura che ci siano anche risse o piuttosto che intemperanze. Noi abbiamo già detto, non riusciremo a portare tutta la gente che dovremmo portare, perché c'è, oltre che a una disfatta, perché i biglietti che i turisti pagavano ovviamente non ci sono più e per cui questo non si legge, non si scrive, non è chiaro. Lo diciamo ai cittadini, informiamoli, non ci saranno gli stessi battelli di prima. Purtroppo i battelli soprattutto e gli autobus eccetera, ma soprattutto quei battelli con la regola del droplet, regola nazionale del droplet, cioè della distanza, hanno ridotto la portanza di quei mezzi di un quarto, cioè si va a un quarto. Se ne stavano 100 prima, adesso ce ne stanno 25. Voi capite che non ce la faremo a portare tutti. Ecco perché, lo ripeto, sono linee nazionali del governo, inutile fare ironia, meglio non fare ironia, poi a livello nazionale chiedono di non avere polemiche, qua pena chi può. Allora dico, non ci sono da fare ironie, chi può, con i mezzi propri, si può spostare col barchino, a piedi, cercando, se no ti metti in coda, arrivi un po' prima, adesso noi mettiamo i segnali per terra per fare la coda, faremo intervenire la polizia e i carabinieri se serve, perché purtroppo la gente che è stata chiusa in casa 2 mesi, una filiera impazzita, nel senso che non c'è nessun aiuto, nessuna protezione, noi stiamo chiedendo la cassa in deroga, insisto su questa, la cassa in deroga e la protezione per le partite IVA, per le persone che non hanno il lavoro, per qualche mese, sarà 6 mesi, poi sarà più altri 6 per alcuni che magari non sono riusciti però li proteggiamo, il governo deve fare questo, meno dichiarazioni e fare effettivamente arrivare i soldi alle persone. Siamo tutti filogovernativi, però bisogna arrivare a essere coerenti, se si dicono delle cose bisogna farle. Ecco, questo è fondamentale perché lo Stato dimostri di essere presente. Comunque questa mattina siamo intervenuti in via Trieste, ecco, già che ci sono, visto che diciamo che questa sia l'ultima trasmissione, mi auguro che appunto non ci sia necessità perché non fanno l'ennesimo decreto di ulteriore chiusura e roba del genere, mi auguro che si vada verso... Faremo sicuramente un punto stampa la mattina, adesso ci inventiamo, comunque terremo informate lo stesso le persone. Dico soltanto che colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me in tutti questi giorni, da quando è cominciata l'epidemia fino ad oggi, in questa cabina diciamo, di emergenza che abbiamo costituito qua e che continueremo a tenere qua evidentemente al Tronchetto. È una cabina di regia dove abbiamo messo dentro tutti i dirigenti del comune, tanti assessori, tante persone anche delle partecipate, li ringrazio anche per qualche volta magari ho perso la pazienza perché gestire tutta questa macchina complessa in una situazione di emergenza non è la stessa cosa che gestirla in periodi normali e siamo molto rispettosi della fatica anche psicologica ed economica che avranno tante persone, per cui in noi troverete sempre un alleato. A loro, a questi collaboratori, a questi ragazzi, a questa gente che mi ha aiutato a fare questo programma, a fare anche questi annunci, era un modo per restare nelle famiglie insieme con voi, io dico profondamente grazie. Ci ricorderemo di questo periodo, questa è la 30ª puntata, si ricorderanno anche di quando ogni tanto mi arrabbiavo perché le cose la mattina non funzionavano, alle 8:30 di mattina li sbrando tutti, Pasqua compresa, sempre perché vogliamo sapere la notte, il giorno, come vanno i trasporti, i problemi, le persone a casa in quarantena, i pacchi che abbiamo portato, tutte le assistenze di ogni genere che ha fatto la protezione civile, che fa la nostra polizia locale. Tra l'altro purtroppo abbiamo anche gli avvoltoi e gli sciacalli in quei momenti, perché abbiamo dovuto anche stare attenti a mantenere la sicurezza di certi territori, è anche più complicato.
Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato da casa. Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare con la cabina commissariale, per cui un grande lavoro veramente impegnativo per analizzare tutti gli scontrini, le ricevute che ci stanno arrivando e ci sono arrivate. A tal proposito insisto, adesso siamo riusciti a ottenere i soldi perché ce li abbiamo liquidato il primo milione a circa un 300 tra persone e imprese, adesso siamo pronti per fare un'altra rata di pagamenti. Sì, investite, cioè mettete a posto quei danni, parlo della lettera C soprattutto perché ci sono i soldi ed è giusto in questo momento qua che potrebbero essere una liquidità importante per le case, stanno arrivando. Di questo ringrazio tutte queste persone che stanno lavorando, centinaia e centinaia di dipendenti pubblici che si stanno veramente sacrificando, nel senso vero del termine, perché stare con me, mi rendo conto, non è facile, però che effettivamente hanno portato a casa grande qualità. Questa è una delle città che è stata più colpita in tutti i sensi, dall'industria turistica, prima l'Acqua Grande, eccetera, ma insomma per il momento abbiamo retto, adesso avremo 2 mesi molto duri perché la gente uscirà di casa, purtroppo i bilanci del comune sono messi veramente male, male quantomeno quanto le aziende che non hanno incassato nulla, che hanno dovuto continuare a pagare, penso non so, ai plateatici, penso alle guide turistiche, penso alle persone che non sanno chi trasportare perché non ci sono. Ecco, stiamo immaginando una nuova città, voglio ringraziare tutte le persone, le categorie, ma anche tanti cittadini veneziani o mestrini che ci sono collegati in questi giorni, noi tutto il giorno abbiamo fatto riunioni, stiamo trovando protocolli per immaginare una città più bella, ma più bella nel senso umano, più sincera, più tra di noi, ecco, per presentarci con qualcosa di nuovo, diciamo, per il futuro, perché questa città possa dimostrare di essere veramente una città internazionale che può mettersi, quantomeno, sicuramente non seconda a nessuno, a raccontare come poi ci si rilancia rispetto a un'emergenza del genere, un'emergenza mondiale di questo tipo. Ecco perché credo che essere stati ubbidienti, essere stati di squadra fino adesso sia un titolo che ci va riconosciuto e ci vada riconosciuto. Questa mancanza di voglia, non di capacità, di voglia di fare protagonismo, di voglia di fare. Semplicemente abbiamo costruito la nostra comunità, anche in maniera, se vuoi così, con questa trasmissione assolutamente umile per certi versi, insomma, assolutamente, insomma, non certamente di livello, ma è l'unico modo che mi permetteva di parlare con le persone che sono chiuse a casa e che io sinceramente sento persone angosciate per certi versi o anche come i bambini in situazioni particolarmente critiche. Adesso facciamo vedere per quest'ultima puntata i punti che avevamo messo in scaletta, poi magari su altri temi in futuro, magari dalla prossima settimana troveremo un modo diverso, sempre magari utilizzando anche gli schermi di Televenezia, ma magari in maniera più asciutta, insomma, vogliamo ricordare certi temi, insomma, per parlare con le persone. Qui allora avevo detto il decoro della città, non so se abbiamo fatto vedere la discarica che abbiamo tolto in via Trieste, non so se l'avevamo già vista. Qui dovrebbe esserci un po' di foto, avete solo questa, ecco. Facciamo vedere le foto, ecco. Questa, guardate cosa, la gente ha buttato di tutto, qui chiaramente gli spacciatori, quelle casette che vedete lì le buttiamo giù tutte, abbiamo già deciso di farlo, insomma, perché sono sempre meta di sbandati però insomma anche la maleducazione, voglio dire, soprattutto anche in periodi come questo, non è accettabile proprio, però insomma noi continuiamo a fare il nostro. Poi ecco c'è l'ordinanza di Zaia che io saluto con grande piacere perché comunque libera pezzi, cioè va nel senso che io auspico, quello appunto di liberarci, vediamo se riusciamo a sapere anche per il resto. Comunque ecco, nell'ordinanza dice che è consentito da adesso, dalle 3, questa va in vigore dalle 3 di oggi, il che vuol dire andate in vigore da un'ora e mezza, sono aperti i cimiteri, ma questo dà il permesso di aprire i cimiteri. Dopodiché bisogna che ci vada il custode, versere, sistemare, pulire, eccetera, e per cui abbiamo messo, ecco qua, questi sono gli orari dei cimiteri di Venezia, adesso magari ci facciamo mandare, vediamo anche gli altri, comunque sarà da lunedì, tutti i cimiteri aperti da lunedì, dalle 10 alle 18, e per San Michele invece, che è più complicato, sarà aperto da mercoledì 29, dalle 10 alle 15 di pomeriggio. Ecco, così questo è sicuro, ci mettiamo adesso giorno e notte a pulire perché non si poteva neanche entrare fino adesso, per cui andremo a sistemare perché un cimitero deve essere in ordine, non è che basta aprire il cancello, dobbiamo pulire, sistemare perché la cura delle cose va fatta in un certo modo. Anche qui magari apriamo anche i parchi chiusi, cioè magari
cominciamo ad aprire tutto quello che è stato fatto, per carità, sempre poi utilizzando intelligenza, magari dicendocelo con un po' di programmazione, credo che valga la pena, vale per tutti i parchi di tutto il Veneto, di tutta l'Italia. Ecco, fate un po' di programmazione, fate un calendario, non è difficile, se prende il calendario si vede, ci fate 4 telefonate, vi si parla in tutto questo tempo dei morti, adesso cominciate a parlare anche dei vivi e cominciamo a vedere quali sono le date per aprire. Perché la gente non avanza più, questa è la verità. E anche i sindaci insieme con loro, per quanto siano. Qua si è parlato di apertura di scuole e di asili, ma noi non abbiamo testo su questo. I nostri asili, noi siamo ben contenti, è una buona idea. Gli asili nido per le persone che vanno a lavorare siamo pronti, li igienizziamo, ma no oggi, domani mattina Severti, bisogna sapere un attimo prima perché bisogna igienizzare. Se vado oggi e non so quando lo vuoi aprire, il lavoro di igienizzazione lo faccio per niente, butto via soldi. Se mi dici lo apro fra 3 giorni, allora mi organizzo. Cioè, mi sembra evidente questo. E lo stesso anche la scuola pubblica dovrebbe fare dei ragionamenti. Cioè, la ministra, non so, ha deciso non si va a scuola. In Germania e in Francia stanno discutendo come si va, se si va a turno, se si cambiano gli orari, c'è una discussione ampia, ognuno dice la sua, ma poi alla fine a scuola si ricomincia in qualche modo. No, noi ti teniamo a casa davanti al computer per un altro mese e mezzo, da maggio a metà giugno. Questo è l'insegnamento che la nostra classe dirigente sta dando ai ragazzi. Cioè, io spero che vogliano pensarci, quantomeno si riesca a fare qualcosa che insomma vada incontro alle necessità di questi ragazzi. Lo sport, qui i droni su uno che corre in mezzo a una spiaggia, in mezzo a un campo. Dobbiamo trovare col drone, con l'elicottero, cioè andremo sui Guinness dei primati, però non ci abbiamo i delinquenti, anzi c'è qualcuno che aveva proposto addirittura di liberare 6.000 detenuti, cioè in questa situazione qua, un attimo, ma metti a posto le carceri, ma mettile a posto che sono 20 anni che te lo diciamo, che sono inumane, disumane sono, puliscile, farle più belle, più nuove, ci sono dei protocolli internazionali, cioè siccome non sei capace di mettere a posto il carcere o di pagare le persone che lavorano nelle carceri, pagarle giustamente quello che meritano, cioè di più di quello che prendono, cosa faremo? Libereremo i detenuti. E corremo Dio con i droni, con gli elicotteri, a chi che corre fa corsetta in mezzo ai campi. E siamo liberi 6.000 detenuti. Cioè, uno a un certo momento non avanza più, dice ma non che credo. Chissà che il coronavirus magari faccia delle brecce sulle menti in questo senso, speriamo che riusciamo anche a riprendere un po' il filo del ragionamento normale, voglio dire. Vabbè, facciamo vedere la consegna delle spese a domicilio, cioè, vi faccio vedere delle cose che noi abitualmente facciamo, non è che c'è una roba, la facciamo tutti i giorni. È bene raccontare alla gente che la civiltà, i servizi sociali che fanno i comuni e le loro partecipate, li fanno i comuni e le partecipate, punto. E li fanno tutti i giorni. Vai. Sì, noi vogliamo ringraziare Croce Rossa e la Guardia Costiera Ausiliaria per l'impegno che stanno mettendo oggi in questo servizio di consegna di spese a domicilio, ma anche e soprattutto per l'impegno che hanno sempre dimostrato in tutte le occasioni in cui venivano chiamati a collaborare con l'amministrazione per arrivare a soddisfare i bisogni, anche quelli più nascosti e quelli più celati. Grazie alla nostra convenzione e al nostro supporto che non c'è mai mancato in questi anni della Guardia Costiera Ausiliaria, possiamo raggiungere tutte le famiglie in barca, noi ci mettiamo i volontari, tutte le spese, il momento della gentilezza come viene chiamato a Roma, noi lo facciamo lo facciamo grazie alla Guardia Costiera Ausiliaria. Io ringrazio la Croce Rossa italiana, in particolar modo la Presidente Francesca Battan, per l'onore e la fiducia che ci dà per questi tipi di servizi. Cerchiamo di dare tutto il supporto possibile in questo momento alla città mettendo a disposizione uomini e mezzi per il trasporto sia con la Croce Rossa che con la Protezione Civile di tutto quello che possiamo portare alla popolazione di Venezia. È un impegno generoso, volontario, che hanno sempre messo a disposizione e questa collaborazione tra più enti, tra più realtà consente di arrivare un po' dappertutto, anche dove alle volte i servizi, quelli statali, comunali, regionali, quelli istituzionali fanno fatica ad arrivare. Per questo vogliamo davvero ringraziare loro e tutti i volontari che con loro collaborano. Io allora, visto che ci siamo, ringraziamo anche l'assessore Venturini che oggettivamente si è veramente dato molto da fare assieme anche a tanti operatori dei servizi sociali del comune, ma anche di tante associazioni sportive e di volontariato che ci hanno aiutato, sostenuto e dato anche molti consigli. In questo caso
veramente strategica la collaborazione, li abbiamo avuti anche qua nel nostro studio, il lavoro che sta facendo la Croce Rossa con la Presidente Francesca Battan, e è stata poi sostenuta insomma, per le parti logistiche da Giampaolo Zane, che appunto è il Presidente regionale della Guardia Costiera Ausiliaria. Sono persone, ma sono amici, sono organizzazioni, ma sono amici, sono cittadini, sono persone che sono messe generosamente al servizio. Abbiamo fatto vedere questa, ma ne fanno di tutti i colori. Qui i nostri magazzini, qui i nostri dipendenti, qui in questa cabina di regia abbiamo visto di tutto. Un giorno lo racconteremo quello che abbiamo visto qui. È stata qualcosa anche di fenomenale da raccontare, ma oggi vogliamo ancora pensare ai 2 mesi avanti, non vogliamo trarre nessun bilancio ancora, perché dobbiamo farcela adesso, lo dico ai cittadini, dateci una mano. Lo so che ci sarà comunque quello che polemizza, lo so che comunque ci sarà quello che fa la critica, va bene, cioè non c'è problema. Dico solo alla maggioranza delle persone, ai bambini, a chi ci sta ascoltando, agli anziani, alla stragrande maggioranza della gente per bene, dico abbiamo pazienza, teniamo duro, guarda, 2 o 3 mesi, adesso dobbiamo andare in spiaggia, a ogni come si dice, stabilimento balneare abbiamo chiesto di fare un progetto in maniera tale che sia un regolamento, anche perché sono molte specificità, lì lo dico, poi adesso sentiremo anche come fare per Jesolo, per gli altri luoghi, no? Anche lì si stanno organizzando. Chiaramente tutti stiamo aspettando le disposizioni nazionali, del droplet, della distanza, di alcune cose che diventano paletti, che se tu non hai, fai fatica anche a organizzarti, ma la gente vorrà andare in spiaggia. La gente vuole aprire il lavoro, vuole tornare al lavoro, vuole capire se può farlo, se è in sicurezza, e le aziende vi sto confermando che è esattamente quello che stanno già facendo. Alcuni sono già pronti, la maggior parte sono già pronti, anche chi sa che non ci sono i turisti, perché parlo della filiera, però magari un minimo di ragionamento ha cominciato a farlo con gli affitti, con le banche. Gli imprenditori sono già in movimento, vediamo di dargli una mano, diamogli un po' di certezze, un po' di umanità. Ieri eravamo qua con le categorie, siamo tutti quanti sulla stessa barca, andiamo avanti senza polemiche. Poi se c'è quello che urla, che si arrabbia, ci sta, c'è sempre quello che ha anche magari motivazioni più importanti, insomma vabbè, però l'importante è che la città riesca a resistere dal punto di vista proprio anche psicologico, è importantissimo questa cosa. Ecco, qui abbiamo anche la slide degli esercenti che effettuano servizi a domicilio. Per un po' sarà ancora necessario, ma ecco per esempio i vivai e i fioristi probabilmente non servirà più, perché da oggi possono aprire non più 2 giorni, anzi no, sono i vivai, possono aprire, e possono aprire anche le edicole, ho visto adesso, leggevo l'ordinanza, tutti i giorni, non solo 2 giorni, cartolerie e l'abbigliamento per bambini, che era aperto solo 2 giorni a settimana. Noi avevamo deciso di fare il martedì e mercoledì, giusto? Martedì e mercoledì si era deciso tutta la città metropolitana. Ecco, da oggi sapete che da domani, adesso domani no perché forse domani è festa, 25, tutto chiuso. Sarà aperto da lunedì, credo. Da lunedì sarà aperto sempre, sono questo. Le altre che sono ancora chiuse o che per caso c'è qualcuno che è in quarantena non può uscire lui, questi sono, se voi andate su DIM, sul portale del comune, trovate l'elenco con i telefoni e tutto per avere i vostri servizi, insomma, come ormai avete imparato a fare. Tra l'altro, ecco, questo lo dico come nota di servizio, questo sta rivelandosi essere uno dei grandi diciamo, frutti positivi del coronavirus, cioè l'e-commerce, cioè il commercio a distanza, tanti con la costrizione, perché non so se io mi sarei mai messo col computerino a ordinare qualcosa, perché ho ordinato il pesce da casa mia, mi è arrivato e dico, insomma, piuttosto che magari tante volte dover andare, sono di fretta, eccetera, può essere comodo, ho una giornata di lavoro, so che lo trovo a casa. Ci saranno anche già aziende che si stanno organizzando a recuperare, fanno delle stanze, è un welfare avanzato ma molto interessante, dove delle stanze anche refrigerate, dove sono disponibili ad accogliere la merce dei propri dipendenti, che poi alla sera se la portano a casa, se la fanno recuperare in portineria, la portano a casa e risparmiano il tempo di andare a fare la spesa. Credo che questa sia una delle vere rivoluzioni economiche che abbiamo osservato, e questa cosa mi ha affascinato. Io sono della generazione che pensava all'e-commerce, Paolo, quando sarà stato? 15 anni fa probabilmente, 2001, sì, 19 anni fa. E pensavamo, quando si è venuto fuori i social, internet, i siti a quel tempo là, eccetera, e invece non ha funzionato solo per qualcosa, i libri.
Ultimamente si era cominciato di più, ma adesso secondo me si è andato molto anche nell'alimentare, nel fresco, tutte cose che si faceva fatica. E un'altra grande rivoluzione, secondo me, culturale, da capire quale sarà è stata che l'hanno capita i clienti, ma anche i commercianti. I commercianti dei negozi di vicinato hanno compreso, ed era il progetto che noi oggettivamente in comune abbiamo cominciato a fare, sia con i commercianti di Zelarino, di Chirignago, ma anche quelli di Piazza Ferretto, di Marghera, cioè queste app, questa idea come posso dire, del coordinamento dei negozi, chiaramente sono tutti negozi privati e separati, però con un'idea in qualche modo di collegamento. E una delle attività che si è lanciato, eccetera, è proprio le app, sono le app, e questi ragazzi si sono trovati in qualche modo più avanti di altri, cioè uno può trovare il negozio, può trovare i prodotti, eccetera. Con questo aspetto, adesso con questa esperienza, è difficile che questa gente tornerà indietro. Vedremo chi ha ragione, vedremo se il mercato sarà così, ma certamente sulla base delle previsioni. E questo è un grande spazio per i giovani, e questo fa il paio con tutti gli investimenti che questa amministrazione ha fatto per la digitalizzazione della città, cioè di tutti gli investimenti sulla fibra ottica, tutte le parole che ho preso perché andavamo a mettere giù i cavi di fibra ottica sui Masegni in centro storico, e tutti si sono collegati. Parlavo con Open5, che ha aperto il servizio da 1 anno e mezzo, 2 anni a seconda delle zone, che aveva anche 60-70 contratti al giorno. Questo per dire insomma l'importanza che adesso ho chiesto ai nostri uffici della città metropolitana di parlare anche con le scuole, perché tante si sono collegate. Ho visto scuole in centro storico che non sono ancora collegate con la fibra, certo sono investimenti per carità statali, deve farlo il preside, però noi siamo disponibili a dare una mano perché chi non l'ha fatto in qualche modo possa farlo. Se manca anche qualcosa vedremo noi come città metropolitana. Ripeto, non voglio entrare in qualche modo in casa d'altri perché c'è l'autonomia, poi ho sentito che il Ministero ha mandato un sacco di strumentazioni per le scuole, vorremmo vederle, insomma, cioè se è bello, se è possibile aggiungiamo anche noi, ci mettiamo anche noi, non bisogna costruire solo edifici e muri, bisogna fare anche banchi più aggiornati, computer, reti tecnologiche che abbiano forte portanza, perché allora fai anche la formazione a distanza. Insomma, siamo qua, la sfida è anche tecnologica, la stiamo assolutamente seguendo. Tutta questa Smart Door Room in effetti altro non è che la dimostrazione che avevamo ragione, perché ha funzionato tantissimo, c'è veramente molto utile. Se non avevamo questo facevamo fatica a fare certi incontri, ecco. Per cui mi sembra che la strada sia segnata sicuramente, su questo i giovani troveranno molto spazio. Poi c'è la slide dei negozi convenzionati, anche qua per utilizzare i buoni spesa. Sapete, ci sono dei negozi, li ringrazio tanto, che hanno firmato la convenzione col comune e accettano i buoni spesa. Chiaramente quei buoni poi vengono liquidati a fine mese, chiaramente, e questi sono i negozi li trovate. Chi ha i buoni che in qualche modo sono stati consegnati sono buoni alimentari, c'è l'elenco di tutti quanti gli esercizi che ritirano questi buoni, li trovate su Dime. Anche qui abbiamo sul numero 041 ha avuto un grandissimo successo, siamo passati da qualche centinaia di telefonate a 853 telefonate al giorno, abbiamo avuto anche picchi di 2000 telefonate in certi casi su tanti aspetti, sulle determine, le delibere che venivano fatte. Allora noi dove non potevamo chiedevamo chiarezza, abbiamo fatto un lavoro di contatto con la città silenzioso, fra virgolette oscuro, ma molto pratico, fatto assieme alle persone che ci hanno lavorato, che tutto il giorno non sono mai arretrate, abbiamo lavorato fortemente su questo, credo che anche questo sia importante, insomma. 041 per qualsiasi vostra anche necessità, è un numero ormai che penso tanti hanno imparato a comprendere. Ecco. Poi cura della città, chiaramente noi abbiamo continuato per quello che le norme ci consentivano di fare, abbiamo continuato i lavori pubblici, alcuni li abbiamo ritardati, ci abbiamo ripresi, per esempio lo sfalcio dell'erba, abbiamo cercato di risparmiare un po' di soldi nelle settimane scorse, adesso dalla settimana scorsa abbiamo ricominciato, abbiamo continuato invece a lavorare sulle strade ammalorate, visto che non c'era traffico, abbiamo cercato di utilizzare questo come un vantaggio, abbiamo continuato a fare le piste ciclabili dove si poteva. In altri cantieri non si è potuto lavorare, adesso un po' alla volta si sta mollando, molliamo, cavolo, sti cantieri, cominciamo a farli lavorare. Per fortuna non hanno fermato il Mose, perché è un'opera che hanno ritenuto strategica, giustamente, che si va avanti, magari se pagano anche le imprese non sarebbe male, ma di questo adesso ne parleremo col prefetto e con i vari commissari, insomma ci sembra
doveroso trovare una soluzione. Io non entro in nessuna polemica, dico solo che noi come cittadini vogliamo si faccia l'opera, siamo convinti e sostenitori che l'opera vada finita. Poi cercheremo di chiarire bene quali sono i processi lì dentro e come il governo sta pensando di intervenire, perché insomma mi sembra che le nomine le fanno tutte loro, per cui sarà il caso che si chiariscano un po' su questo e ce lo chiariscono anche a noi, visto che poi il Mose c'entra tantissimo per la città, ma anche per tutta la vita del porto, insomma la vita anche lagunare, anche dei pescatori. Dobbiamo assolutamente saperne di più di come sono queste cose. Ecco, qui c'è la riasfaltitura di via Trezzo, abbiamo fatto un piccolo video così per farvi vedere, siete a casa, poi quando uscite le vedete tutte. Oltre ad averla asfaltata, si sono pulite anche tutte le caditoie, insomma tutti quanti i pozzetti per liberare dalle acque, insomma è un lavoro fatto bene. Qui è costato 96.200 euro, sono 800 metri e adesso c'è un altro intervento molto bello che era anni che insomma, si sarebbe voluto fare ma nessuno lo faceva, era impredicato da chissà quanto, il ponte della Zecca. Ponte della Zecca a San Marco. Da oggi è cominciata la fase 2, abbiamo anche un video, insomma quali tempistiche, siamo arrivati a metà dell'opera e adesso apriamo l'altra metà del ponte, abbiamo finito una parte e qui è bellissimo, lo vedrete, è una cosa meravigliosa perché abbiamo messo delle balaustre di acciaio davanti in sicurezza, però abbiamo lasciato i corrimano storici. Abbiamo rimesso il ponte nuovo, quando sarà finito sarà anche appunto percorribile da disabili perché non avrà nessun dislivello perché è tutto in piano come era proprio originario, si vedrà di nuovo le arcate eccetera, insomma veramente un lavoro straordinario. Adesso non vi faccio tutto l'elenco di lavori insomma, che è stato fatto, però, insomma, a oggi abbiamo riaperto l'altra parte, per cui la seconda fase del cantiere che prevede l'apertura del transito pedonale sulla parte già realizzata del nuovo ponte, perché qualcosa già si comincia a intuire. Chiaramente speriamo di finire il prima possibile, ma abbiamo lavorato continuamente anche in questo periodo e ci teniamo, insomma, in maniera che la città sia più bella. Poi alla fine di fronte adesso rifacciamo la pavimentazione dove ci sono gli alberi in sicurezza, qui i pini marittimi, lì vengono tolte le travi, mettiamo adesso, stiamo studiando un progetto un po' più definitivo e quando lo vediamo poi cominceremo, anche perché così di fronte ai giardini reali, insomma, diventa qualcosa di completamente, insomma, affascinante. Se magari facciamo vedere il video, sì. Ecco, adesso io farei vedere un attimo invece un piccolo proprio video di un minuto sul progetto che assieme alle biblioteche e alla cultura stiamo facendo, partito da oggi, sulle pagine web della rete biblioteche di Venezia. Questo progetto che è la conclusione in qualche modo di un percorso che parte dall'inizio dell'anno e che vedrà da oggi fino al 20-22 maggio una serie di appuntamenti per i giovani
abbiamo chiamato nuove frequenze, insomma leggere giovani, e per cui abbiamo fatto un video per farlo vedere questo progetto. Andate poi a vedere, è già iniziato, per cui sulle pagine web del settore biblioteche e cultura. Da 4 anni il Comune di Venezia sta investendo molto nelle biblioteche del Comune per avvicinare i giovani alla lettura, un impegno che negli ultimi 2 anni si è ulteriormente rafforzato per intercettare la fascia degli adolescenti e fargli conoscere la bellezza e la curiosità nell'andare a leggere un libro e nel conoscere gli autori. Questo si è tradotto in una serie di iniziative, l'ultima di queste è appunto il Festival Frequenze. Frequenze è un percorso che ha visto circa 400 giovani coinvolti e nelle scuole e nelle biblioteche per avvicinarli al mondo della letteratura giovanile, fargli conoscere gli autori, fargli conoscere anche nuovi modi di leggere e di comportarsi e di relazionarsi col libro e con i libri. Questo sfocerà a brevissimo in una serie di incontri con autori sul panorama internazionale molto famosi e molto affermati per in qualche modo trasmettere quello che questi ragazzi hanno elaborato e hanno voluto in qualche modo riflettere in queste settimane agli autori stessi. Quindi ci sarà uno scambio di domande e di dialogo tra autori del panorama internazionale molto affermati e i nostri giovani delle scuole di Mestre di Venezia. Va bene, facciamo vedere un altro sito invece, facciamo vedere anche un altro video invece, ecco qua, vedete qua su dentro il sito, eccolo qua. Questo è il sito della città di Venezia, Festival Nuove Frequenze, schiacciate là dentro, eccolo là, quello è l'indirizzo, per cui l'indirizzo è comunedivenezia.it, dentro qua, eccolo qua, qua vedete il Festival Letterario Virtuale, da aprile a maggio, Nuove Frequenze, leggere giovani, ecco così. Qui dentro potete andare, guardate, poi ci mandate anche cosa ne pensate, magari viene fuori anche qualcosa di buono che possiamo migliorare. E abbiamo un altro invece video che fa vedere il Bibliobus, questo progetto di cui aveva già parlato l'assessore Venturini. Facciamo vedere un po' di immagini che sono veramente innovative, poi magari verrà presentato quando comincerà il servizio a girare, perché adesso la gente non c'è, quando comincerà a girare andremo tutti quanti un giorno a visitarlo. Attento, pronti via, più attento di così. Più attento. Allora, qui adesso abbiamo dalla notizia della città metropolitana il video dai sindaci. E qui abbiamo insomma, un po' il saluto, ma anche un po' il racconto di Victor Luvisor, sindaco di Annone.
Louvison, scusate, Victor Louvison, e il sindaco di Annone Claudio Marian e Luciano Bettetto, il sindaco di Salzano. Claudio Marian, sindaco di Noventa di Piave. Allora partirei con Victor Louvison, il sindaco di Annone, poi a seguire Claudio Marian, il sindaco di Noventa di Piave, e poi Luciano Bettetto, il sindaco di Salzano, che ringrazio per il lavoro e anche per tutte le collaborazioni che ci hanno dato e ci hanno fornito. Prego. Il nostro comune, sin dall'inizio, e personalmente il sindaco, ci siamo subito attivati anche in accordo con tutti i sindaci del territorio e delle unità sanitarie locali per fronteggiare questa grave emergenza. Tutte le disposizioni sono state prese in considerazione e messe in atto. Per esempio, per quanto riguarda le mascherine, ne abbiamo consegnate casa per casa 6.500, ai negozi ne abbiamo consegnate 800 e per questo ringrazio la Polizia Locale, il Comando dei Carabinieri, la Protezione Civile e la Croce Bianca per il loro impegno e per la loro messa a disposizione. Ringrazio infine il Sindaco Metropolitano Luigi Brugnaro per la stretta collaborazione che si è instaurata anche con tutti i sindaci della città metropolitana. Teniamo duro, so che ce la faremo perché conosco i cittadini di Annone, e forza e coraggio. Buongiorno a tutti, noi con il Comune di Noventa di Piave, quando abbiamo avuto il primo contagio abbiamo subito attivato il COC, il centro operativo comunale, con un numero dedicato. Con quello abbiamo diramato poi tutte le azioni che il Comune ha fatto e infatti siamo partiti naturalmente con la consegna delle mascherine attraverso la protezione civile, ma la cosa secondo me che più mi ha riempito il cuore è che abbiamo avuto un sacco di volontari che ci hanno permesso di portare la spesa a tutte quelle persone che non erano in grado di andarla a fare e soprattutto anche a quelle persone che erano contagiate o in quarantena. Poi siamo riusciti anche a fare un telefono amico, chiamato così, perché chiamavamo tutte le persone con più di 65 anni, chiamiamo tutte le persone con più di 65 anni che sono da sole e è stato molto apprezzato, chiedendo come stavano, anche solo per parlare con loro. Abbiamo avuto un'iniziativa molto bella che è stata ispirata anche dal comune di Jesolo e che è quella delle uova, che abbiamo portato le uova di Pasqua a tutti i bambini da 0 a 13 anni di Noventa per dare un segno di vicinanza, ma soprattutto adesso stiamo lavorando molto sull'aspetto con la protezione civile, sull'essere vicini alle persone che hanno bisogno in questo caso. Naturalmente abbiamo messo anche in piedi tutta una serie di servizi a domicilio tipo appunto l'infermieristica, quindi gli infermieri che vanno a casa, e quindi diciamo che questi sono i servizi principali che il Comune di Noventa ha voluto mettere in campo. Buongiorno, il Comune di Salzano inizialmente pensava che il coronavirus fosse un'epidemia lontana, ma ben presto i miei concittadini si sono accorti che aveva oltrepassato il portone anche d'entrata di casa nostra. Tutti stiamo facendo il nostro dovere, seguendo i vari DPCM e le ordinanze che ci arrivano, e devo dire che i miei concittadini sono anche molto bravi, ma le ferite ce le abbiamo sotto gli occhi. Ciò che mi preoccupa maggiormente in questo periodo è la ripartenza. La gente ha bisogno di lavorare, il ceto medio è allo stremo con tante spese e nessuna entrata. Gli aiuti dello Stato stentano ad arrivare o arrivano in minima parte, e per questo voglio ringraziare sia il Presidente Zaia sia il Sindaco della città metropolitana Brugnaro che ci danno il aiuto in questo periodo qua. Ho notato che tanta gente senza liquidità provano vergogna a venirci a chiedere il contributo per la spesa, perché qualcuno mi ha detto: abbiamo una certa dignità, siamo gente veneta e noi altri i soldi vogliamo guadagnarsi. I liberi professionisti, tutti i lavoratori, le attività produttive, i commercianti, gli artigiani, pur consapevoli delle misure restrittive che bisognerà adottare, chiedono di ripartire presto prima di dover chiudere per sempre le proprie attività. Siamo. Calma, ecco qua. Ok, il nostro regista ci ha detto ok, cioè ovvio che non possiamo competere con i grandi media. Grazie ai tre sindaci, Victor Louvison, il sindaco di Annone, Claudio Marian, sindaco di Noventa di Piave, Luciano Bettetto, sindaco di Salzano.
grazie veramente di cuore, perché la collaborazione con i sindaci di Città Metropolitana, con la Regione, con il Presidente Zaia è stata veramente preziosa e insomma per fortuna, ecco, adesso dobbiamo continuare a mantenere questo tipo di entusiasmo e di, diciamo, di collaborazione per i prossimi 2 o 3 mesi, insomma, che sono il momento più, più hard, quando la gente uscirà di casa evidentemente. Allora qui abbiamo la WhatsApp, questa ormai è una WhatsApp che può servire a memoria, nel senso che a noi va bene, ma insomma non facendo più trasmissioni poi i cosi, però ce li teniamo, li mettiamo sul diario. Vabbè, questa è la WhatsApp, se volete scriverci, mandarci, ne abbiamo avuti tanti, voglio ringraziare tutti i bambini che ci hanno mandato i disegni eccetera, poi quando sarà finita un po' questa emergenza, più avanti probabilmente faremo una mostra, faremo qualcosa, anche per ringraziare magari di tutte queste belle iniziative, insomma, no? E dicevo, comunque WhatsApp serviva proprio per mandarci filmati, per mandarci dei disegni, per mandarci dei racconti. A proposito appunto di questo, ci ha mandato un video la Cimestre, ringraziamo il Calcio Mestre, e questo video che guardiamo con un po' anche di nostalgia di quando c'era la gente, di quando si poteva giocare, e poi insomma lo sport è sport. Vai! Wish I found some chords in an order and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Sometimes I shouldn't smell. I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to fly. Care what you think. My name's Blurry. When the mama sang us take, used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wait. Bellissimi momenti, dai, speriamo che torna presto, speriamo che tornino presto. Allora adesso qui abbiamo il concerto free dei Vocal Ski Line, un video che ci hanno mandato, e, insomma anche qui anche un video per ricordare il teatro, le difficoltà del teatro, in questo caso il Goldoni. Parleremo in futuro della Fenice, del Casino, eccetera, eccetera. Insomma, comunque questo è una cosa molto bella perché si fa su un canale YouTube, per cui credo valga la pena, insomma, guardiamoci il video. Da una calle che era mia sento cantare la città, ergo il sangue della gente che proclama libertà. Nous voulons faire la lumière malgré les masques de la nuit, pour illuminer notre terre et changer la vie. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Das ist die Symphonie von Menschen in
bellissimo, questa è diciamo in qualche modo questa introduzione. Domani alle 18 sul canale YouTube di Voci di Venezia, appunto il cori del Vocal Ski Line e il Big Vocal Orchestra, quello dello Stabile del Veneto, ripropongono il concerto che è andato in onda il 25 aprile l'anno scorso, anche per ricordare, per testimoniare l'importanza della giornata di domani, sia perché è la giornata di San Marco, sia perché è il giorno della liberazione, per cui siamo veramente orgogliosi e onorati. E domani chi vuole appunto collegarsi ripeto, il Comune di Venezia e il Teatro Stabile insomma propongono il concerto free che è andato in scena al Goldoni lo scorso anno con le 40 voci di Vocal Ski Line dirette da Marco Toso Borrella, e lo vediamo domani alle 18 sul canale YouTube, insomma Voci di Venezia, Voci Venezia. Grazie ragazzi. Ecco adesso l'ultima notizia, poi passiamo alla sigla. Questa sera facciamo vedere l'illuminazione dei monumenti in occasione del 25 aprile. Mettiamo il tricolore, ricordiamo la liberazione, la giornata della resistenza, una giornata importante, e credo che tutte le persone che hanno fatto volontariato in questi tempi e in futuro, cioè le persone che danno se stessi per quello che possono e dove possono, e lo hanno fatto i sanitari, lo hanno fatto i poliziotti, lo hanno fatto i vigili urbani, lo hanno fatto le persone più incredibili, anche tanti economi e ragionieri che hanno tenuto il conto e sono riusciti a finanziare queste cose. Insomma, tutte le persone per bene, hanno fatto i commercianti, i tassisti, i gondolieri, tutti quelli che hanno dato una mano e stanno dando una mano. A questi sono secondo me i veri partigiani. I partigiani sono quelle persone che il loro sentimento, la loro voglia di partecipare, sono quelli che poi alla fine ci hanno regalato la libertà quella volta, e sono quelle persone che ancora oggi continuano a difendere i nostri principi di libertà e di democrazia. Ecco, per loro, per quelle persone di allora che sono morte per la libertà allora, ma anche per quelle che vivono tutti i giorni per cercare di portare qualcosa di proprio nella comunità civile, ecco, a tutti loro vogliamo dedicare queste illuminazioni. Abbiamo illuminato giovedì scorso il Ponte Re Alto, abbiamo iniziato con Cafarsetti e Cacollato a Mestre, poi siamo passati al Ponte Rialto. Questa sera verranno illuminati il municipio di Marghera, il municipio di Chirignago, il municipio di Favaro Veneto, il Palazzo del Cinema del Lido e la Torre di Mestre. Non so se abbiamo fatto le foto, ma io direi di non farle vedere, così stasera si vedranno come sorpresa, o diversamente la sorpresa la faccio in diretta. Non è vero, siamo smetterà di portare foto in video, ma è meglio, ci sono, ma non le mettiamo, non le mettiamo perché vogliamo che la gente veda, e poi lunedì eccetera eccetera avremo tempo, poi avremo ampi spazi tra l'altro sui giornali per vedere foto, per cui insomma ci va bene così. Però ecco, noi continuiamo a pensare che la sostanza veramente sia importante, e la sostanza della libertà, il valore del 25 aprile non ce lo toglie nessuno. E poi ricordatevi che le fiorerie oggi sono aperte, insomma dove potete, quando potete regaliamo un boccolo, o ce lo facciamo portare, insomma, ognuno si organizzi, è la festa del boccolo domani. Buona serata a tutti, grazie a tutti, poi ricominceremo lunedì in qualche modo, non solo lunedì o martedì, a tenervi informato trovando magari qualche altro canale, magari potrebbe essere anche, facciamo parlare qualche assessore, anche per non ammazzare il sindaco definitivamente, non ne fa più, potrebbe essere un sistema. No, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, eccetera. Riprenderemo sicuramente i contatti. Comunque sarà sempre una diretta assieme a Televenezia, che voglio ringraziare di cuore. Ringrazio di cuore tutte le persone che sono qui presenti, che hanno preso parole praticamente tutti i giorni, però fa bene perché rinforza, salda l'animo, lo so, è così si è fatto, però si migliora. Adesso bisogna sederci, pensare a un sistema per dare queste comunicazioni e per raccontare a tutti insomma che la città c'è, ce la vogliamo fare, siamo belli tenaci e prima di calare insomma ce ne vuole. Domani ci sarà la giornata dove facciamo vedere il meglio di questa settimana, perché insomma forse ci sarà anche questo arrivederci. Questa, ripeto, è la 30ª puntata che facciamo, credetemi che è uno sforzo comunque importante. Ringrazio tutte le strutture che ci hanno aiutato, ma soprattutto anche voi che ci avete seguito e ci avete mandato consigli, telefonate, battute e anche domande serie e molto serie. Troveremo il modo di restare in contatto con voi. Questa trasmissione andrà, come quella di domani, è andata in diretta alle 4 del pomeriggio e anche domani alle 4. Poi va in replica alle 8
di sera alle 20, poi un'ulteriore replica alle 23:30 e un'ulteriore replica la mattina alle 8. E siamo anche sul canale YouTube e Instagram perché poi si possa rivedere la puntata eccetera. Faremo poi un collage, adesso domani facciamo la puntata migliore della settimana, poi faremo un collage generale, ma questo ce lo teniamo per un altro momento, quando sarà una serata anche di amicizia e quando avremo superato insomma, i vari problemi. Adesso quello che vi posso dire è che lunedì faremo sapere quale sarà la nuova forma di comunicazione, magari la mattina più sciolta, perché vogliamo che la gente cominci a pensare che piano piano possa uscire e io con loro insomma cercherò di fare di tutto perché si possa riattivare in sicurezza tutta la nostra vita, dobbiamo riprendercela tutta, in sicurezza piano piano, ma insomma insistendo che le cose adesso si facciano e che si aiutino le persone che sono in difficoltà. 71 e 191. 71 e 191 sono i due canali digitali che Luca Zuin continua a dirmi domani salutiamo il 25 aprile. Sì, beh, certo, domani salutiamo, beh, ovvio, domani. Buon 25 aprile. Certo, domani sì, domani, ma questo qua lo facciamo domani. Buon 25 aprile, buon San Marco, lo diciamo domani, ma è ovvio, è una delle feste più importanti della città. Ciao a tutti, ciao agli innamorati, giovani e meno giovani. Ciao Stefania, ti voglio bene. Ciao ragazzi a tutti quanti. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.